Buonasera, voglio con grande precisione questa sera 21:30, veramente meriterei un applauso che ovviamente non si sente, quindi fatelo diciamo, virtualmente, però 21:30 spaccate, questa sera veramente grande precisione, ci tengo a puntualizzarlo, sempre perché ha già fu buchinare, quindi scusatemi, scusatemi se tossisco perché io quando finisco di mangiare, l'anno scorso mi ricordo facevo, scusate un attimo che la mia voce ci tengo a puntualizzarlo, sempre perché ha già fu buchinare, quindi scusatemi. Eccola qua, ho bloccato la mia voce perché ovviamente, scusatemi un attimo, eccolo qua, no, perché sapete che oramai non saccio mai come, cioè questo sarà un inizio diciamo, che capiterà parecchie volte, questo inizio dove io all'improvviso parlo e poi non parlo più, perché mi sente sempre quella mia voce di cesso, no? Perché poi ognuno ha delle voci di cesso, soprattutto io, quando si risente soprattutto, che io apro quell'altra pagina per vedere i commenti e quindi non riesco a bloccare la voce all'inizio in quella pagina e la devo bloccare subito dopo che inizio. Allora, purtroppo finché non la sento non la posso bloccare. Vabbè, abituiamoci un po' a questa cosa che succederà spesso in tutte le live, perché purtroppo su cazzi YouTube, a mamme YouTube, sempre lei, ogni tanto cambia le cose e quindi non possiamo fare altro che adeguarci alla madre di YouTube. Allora, io passerei subito ai saluti perché ovviamente ce ne sono sempre, questa sera un po' più pochi, questo diciamo che a me no, non è che mi fa piacere perché però sai leggere vostri alla dauda io avevo proprio un cuofo di voi e anche la settimana prima dell'altra settimana cioè, a un certo punto mi hanno chat allora, per 5 minuti ho salutato tutto quanto veramente stavo a problemi. Allora, inizierei subito da Antonio Pellegrino e sua madre, Nunzia la Sartulilla, che io voglio salutare in maniera veramente speciale, perché Nunzia, la madre di Antonio, Zacc che ha passato, mi ricordo cosa ha passato, vedi che si è fatto la nottata che la nonna che era caduto e quindi mi dispiace che non c'è stata l'altra volta, ma mi dispiace più per la nonna, ovviamente per la madre di Nunzia che si è fatta male, spero che sta bene all'ospedale. Cioè all'ospedale, non sta più ospedale, scusami, spero non sta più all'ospedale. Scusate, partono subito le chiamate su Facebook, che veramente io auguro e passa. Ecco, ah no, caga mio cazzo, grandissimo, mi mancava, eccolo qua, io non so se lo vedete, eccolo qua, sapete? Grandissimo caga mio cazzo che non si presentava diciamo, da tanto, mo perché per esempio si blocca le chiamate, sto qua cazzo, proviamo a spegnere completamente il cellulare, cosa molto difficile, il cellulare non risponde ai comandi, ecco qua giocava la voce, caga mio cazzo che come tutti saprete, ben saprete, perché mo ha studiato cellulare, sta chiamando una coppa, giustamente io quindi ecco qua lo ignoro, ecco qua. Caga mio cazzo, come ben saprete per i fedelissimi della live, che lui ogni live chiama per cago cazzo, appunto lui si chiama proprio così come profilo, caga mio cazzo, però non chiamava da parecchio e poi abitualmente lui chiamava verso le 10, invece stasera vedo che spacca proprio i minuti e chiama all'inizio, forse che Alpatene che fa e quindi diciamo giustamente un cazzo mo a Cerrone e dopo perché era necessario. Vabbè, comunque eravamo ai saluti, abbiamo detto Nunzia la Sartorella che speriamo che la mamma si riprende o fatto lo femore, forse già si è ripresa tra l'altro. Vabbè, comunque poi andiamo avanti, Francesco Marchetillo, saluto Francesco Marchetillo, Mario Cantone e Nunzia, io voglio scusate se mi interrompo da solo perché voglio le ultime settimane sto chiedendo una mano a mia moglie a scrivere i nomi su quel fogliettiello che tra l'altro quello era un libretto, erano quaderni che fogliettiello che è finito, voglio dire, a botti scrivere saluto e cose, ci hanno consumato un quaderno per i saluti in tutte le live che comunque sono 74, hanno veramente consumato un blocchetto, quindi hanno pigliato due blocchetti che è questo e questo è mia moglie che ha scritto in una maniera talmente piccola che ci manca poco che mi ci mettere lente che non riesco a scegliere i nomi. Vabbè, questa è una parentesi che volevo dirvi. Continuiamo. Mario Cantone e Nunzia, la sua fidanzata, Gaetano Piacente, Antonio Adornetto, Flavio Sarnataro, mi perdona Flavio, può essere pure che è Flavia, perché ma mia moglie ha scritto non la riesco a capire.
Roberto D'Acunzo, ha scritto D'Apunzo, ma io mi ricordo che si chiama D'Acunzo, Danilo Tammaro, Vincenzo Riola, Pasquale Carpinelli, che mi pare che ti saluto come tu, mandami pure a fanculo, basta che mi saluto, ti ho salutato e ti mando pure a fanculo. Pasquale, molto volentieri, ma giusto perché l'hai detto tu. Poi c'è sta Sara Marcone, Pasquale Martuscillo, Riccardo Righetti, Mark Damiano, no, faccia così perché mi ricordo un Magni Damiano che tra l'altro oggi compleanno suo, non sono state cazzi gli fa gli auguri, anzi a poi si ma che ce ne fottano no vabbè caso mai stesse sentendo sono una bussa a casa ma si rumen te li volevo fare gli auguri ma si rumen e me ne sono chiuso vabbè comunque te li faccio dopo a telefono nel caso ci stai sentendo ma so che non ci stai sentendo poi c'è sta Marco Damiano Gaetano Amatruda Valentina Catanzaro da Crotone poi ci sta più Liotti Angela e Salvio Liotti Angela e Salvio Liotti pure si mannaggia morto non credo vabbè non credo che Angela faccia già di cognome Liotti, perché dico già? Perché praticamente Salvio e Angela il 2 ottobre, però scusatemi si sto facendo una figura in mezzo che non mi ricordo bene la data, comunque il 2 ottobre si sposano. Ah, ecco, questo me l'ha detto Salvio, se gli potevo fare gli auguri, ma è logico che faccio gli auguri veramente di cuore, pure perché state in Germania, è stato manca, vabbè, non è che stivo che non vi facevo l'augurio, però li faccio ancora più calorosi perché state in Germania, quindi auguri di buon matrimonio, veramente a Salvio e Angela. Alessio Iagrossi, Ferdinando Catalano e Michele Centanni. Questi sono i saluti che devo fare e ci metto in coda pure Giusy Reale che mi ha scritto mo a Facebook e saluto perché me l'ha scritto mo proprio Ius e allora, ci siamo, finalmente possiamo iniziare dopo questi saluti, andiamo a vedere chi ci sta collegato nella diretta, vado soprattutto a vedere addirittura il primo commento e anche il secondo è fatto dall'MD Discount, grande profilo che non era da un po' che non si collegava, però oggi ci sta il nostro discount preferito, ovviamente MD Discount. Allora voglio un attimo vedere quanti ne siamo in linea, giusto perché 67 spettatori grandissimi, oggi veramente stasera siamo più del solito e io sono sempre felice di uno sim, che a me non è che me ne fottono poco se ne siamo di più, però pure se ne siamo 40, 50, sappiamo che le nostre live sono sempre fatte così, ma comunque essendo 67, 69 è un po' più eccitante, no? Mozart, capite che sta a 69 è eccitante, poi su battute che oggi fa sempre un bucchinato, ogni tanto le sciorino, le butto così giusto per. Allora, MD Discount che dice da molto tempo che non ci vediamo, ovviamente perché l'ho detto prima io manco a farla apposta, sei sempre nel mio cuore, tu lo sai, MD sia vita mia. Allora, poi ci sta Domenico Iaderosa, non lo so come si dice, l'attesa più ansiosa ed eccitante del conteggio finale dell'inizio del nuovo anno. È bello perché ci sta, lui si riferisce a quell'attesa che dice sta per cominciare l'evento, che veramente ci sta proprio, questo ve lo dico giusto, ci stanno i minuti e quei secondi, no, che tu dici, o vedi, poi fai una scimma, anzi vi dico perché pure io, nonostante questa sia la 74esima live, cioè nonostante io appena inizio la live tengo sempre una certa emozione perché come sai mi state vedendo chissà che cazzo state dicendo ai gradulato che può essere ai gradulato no? Per carità potrebbe essere anzi molto probabile che sia così e quindi io sto sempre proprio emozionato proprio perché pure quando uno da iniziare un cazzo no? Poi lascia stare si scioglie pure io tengo niente da che abbia detto male valore cioè dico mi sciolgo però all'inizio è sempre un poco che tu sai ma cazziari no? Buonasera buongiorno no perché è sempre sera però comunque non sai mai come cominciare si è luccare essere buonasera non lo so sta sempre un po' di questa emozione e quindi dice bella Cerro mo chiudo tutto il libro e mi segue la diretta fa schifo male grandissimo ma guardi chiudili senza paura qua tanto non è che non servono a niente non che la scuola serva a qualcosa però ti serve magari che tu rimani non fai una figura in merda nella classe ecco questa è la reale diciamo è la verità perché se si studia magari domani vieni interrogato e sai qualcosa se non studi fai una figura in merda questo è qua proprio purezza non serve a niente a scuola questo lo ribadisco sempre so che mo cosa c'è ma no, se sai scienza e non servono cazzo abbiate proprio lo dico con tranquillità a meno che non volete fare una carriera scolastica universitaria, non lo so che cazzo volete fare. Comunque togliamo l'argomento scuola da mezzo che veramente
Nanzi Anguilla e tutto. Giuseppe Mastro Giacomo, buonasera Fabrizio e buonasera a tutte le case cadute. C'è sempre qualcuno molto educato, ma questa è una cosa che fate spesso e a me mi fa piacere, che saluta tutti, pure i bodyboard pure io saluto, invece c'è sempre qualcuno molto più educato anche di me, che saluta tutte le case cadute e a me mi fanno piacere perché mi fa sentire proprio, capito, dice quando si figli e bocchini che educazione, mi fa sentire proprio bene e va bene così. Allora, Alicmo Bassone, grandissimo, inutile, sapete chi è, inutile, le presentazioni non servono, partito subito, buonasera cielo, e un saluto speciale a chi li mappi Neurocess, un fuso, mamma, i Facebook e YouTube, scusate le parolacce, ma lui è così, è un guaglione che comunque non è cattivo, e dice delle cose un po' così, fa pure il figure che io le leggo, ma comunque va bene così, noi siamo anche un po' volgari, ma in senso buono, senza fare male a nessuno. Vabbè, comunque vado indietro a leggere un po' qualche commento, qualcosa in coppa a barba, ci sia che aspettano qualcosa in coppa a fare tra barba mia, no, l'ho già perso già, vado soprattutto perché sennò dopo mi ricite che non leggo i commenti, e ci avete ragione, no, non è che leggo, non è bene, non è questo il discorso. Comunque, buonasera, c'era Fulmine Giallo, grandissimo, grandissimo Fulmine Giallo, Carmine Guarracino, che ogni tanto io dicevo Catapano, ma mi ha imparato che sei Guarracino, perché ci stava sempre nata che si chiamava Catapano, e quindi mi confondevo con i Carmine. SissiTube, grandissima la mia SissiTube, eccola qua. Arustò, che poi si chiama Silvia, però vabbè, io sto sempre qua, mi fai troppo ridere, non potevo non vedere un po' di live, grande Silvia che tra l'altro ha fatto pure un video con me, Miano Bagnoli, è stata bravissima, che la Marina a mano, veramente è il top, è stata la ragazza che aveva la Marina a mano, che si è sposata pure con un ammurato su a bascia formata, perché non passava il pullman, e quindi grande Silvia, la saluto. A Luca, ovviamente, non so se sa tutti Luca, ma comunque saluto a mille, voglio bene, e siete grandi. Allora, mi saluti chi è? Carlo Giordano, mi saluti cielo, grazie, Forza MD, sempre Forza MD, ma ci mancherebbe, però stiamo trascurando pure un po' a Roberto Carlino, lo voglio dire, perché ogni tanto Forza MD, ma poi Roberto Carlino che facciamo? Lo dimentichiamo, no? È sempre il nostro sommo Dio, e quindi sta là, e quindi bisogna venerarlo ogni tanto, ma so che voi lo venerate e lo pregate come faccio tutte le sere. Allora, poi ci sta L'Ines sull'assorbente, scusa, si chiama Lies e Manix. Cioè, se non ti ricordi, sono Emanuele, quello che facemmo il video con Raffaele. Quando è che passammo una giornata così? Ma Manuele, io sai che non mi ricordo, dimmi cognome, Manuele, perché io dai cognomi non mi ricordo più che persona, ma tenga una mezza idea di chi potresti essere, ma non vorresti fare una figura e merda, quindi forse Girace, si fa Girace, i cognomi, allora già capite chi sì, ma non lo so se sei tu, comunque vabbè. Carlo Giordano Bucchinaro, per questo sì l'ho detto, è Bucchinaro Pulissate, grazie del Bucchinaro, vabbè, eccolo Vincenzo Riola che l'ha già salutato, Vito Lombardi, saluto mio frate, mi ricorda sempre MD qualcuno l'ha già salutato già. Andiamo avanti. Allora, caga mio cazzo, che scassa cazzo, caga mio cazzo è presentatore. Diego Onorato, cioè lo dice la verità, sei stato tu a picciare a Bark e De Laurentiis, visto che hai avuto una soffiata che si è apparato con Deco, ma io questo non lo stai dicendo tu ora, io l'ho dichiarato personalmente sul mio profilo ieri sera, l'ho proprio dichiarato che ci picciati a Bark, ma pensavo l'avessi letto proprio perché io l'ho scritto, quindi la picciata di Avar, che allora scusi, chi piglia accordi con la Deco quando io gli avevo lanciato la proposta di accordarsi con l'MD, e chi le va ad accordare con la Deco, e poi vanno postati a mettere aquelli quattro scim che magliette Deco, che palloncini Deco, cioè, ma allora scusi, già picciava, e questo è anche poco, questo è un avvertimento soltanto che io ho fatto al presidente, perché non sa da permettere mai più di rifiutare un'offerta, frate, ma cosa fa? Cioè, penso che anche voi al posto mio avreste fatto la stessa cosa, quindi io non ho nessun rimorso di coscienza, anzi, se si presenta una con i quattro scimete con l'angop, veramente succede immazzato un po' stati, ve lo dico, qua lo dichiaro senza problemi proprio, cioè non è che andare, potete pure mandargli il filmato, cioè non temo queste cose, anzi, se volete venire ci abbiamo immazzato pure noi con questi della Deco. Vabbè, andiamo avanti. Buonasera, case cadute, Gianni Punzia, Vale Catanzaro. Stasera la mia linea fa i capricci, mannaggia, non ti vedo bene, ti vedo a scatti.
scatti. Forse mia madre mi nasconde il fatto di aver preso la mia pennetta di internet all'MD. È probabile che tua mamma ti nasconda questa cosa, però mi dispiace che mi vedi a scatti, sinceramente, pure perché stasera forse sono molto scattante, questa è una battuta scema, stasera mi sento particolarmente bucchinaro, non so perché, ma ho avuto un po' di vino, ma proprio poco, però non è che sono ubriaco, è proprio una bucchinarezza dentro di me stasera che ce l'ho e quindi ve la do. Giuseppe Cappuccio, vorrei essere nato nel 54 per essere Roberto Carlino, veramente, guarda, io ti devo applaudire, con un po' di sta fare una specie di pubblicare da me perché devono partire questi applausi, faccio mettere coppo telefonino il suono dell'applauso, che veramente, cioè, questa è proprio, guarda, un freedom goal, cioè, voi facete certi battute che non vi rendete conto del potenziale, ma che se belli, cioè, vorrei essere nato nel 54 per essere Roberto Carlino, guarda, te lo giuro, avrei voluto pensarla io, questa qua, non ci sono arrivato, eppure stamattina quando ci sono fatto la Miss Italia, questa frase la Miss Italia un po' ci ho pensato, ma questa frase non mi è venuta, bella, veramente. Giuseppe Cappuccio merita. Antonio Pellegrino, grazie cielo per avermi salutato, già mi hai fatto schiattare dalle risate perché quando stavi salutando è squillato il telefono e che la casa Caruto di Caga mio cazzo mi ha telefonato, ma tu voglio bene Antonio grande. Stasera ci siamo tutti, grande chi è? Ivan Ibez, così si chiama, grandissimo, voglio troppo bene. Peppe Cutolo, non fu sporca, addirittura non fu sporca, io non so a cosa ti stai riferendo, non mi sembra di essermi messo le mani nel naso, forse qualche mala parola ho detta, forse a questo ti riferisci, mi scuso anticipatamente. Simon 3 malediretti, non ti conviene farle su Facebook, così fai crescere anche la pagina ex Venger Cerrone, ma converrebbe forse sì come si dice, dal punto di vista delle forse stesse più gente sulle dirette YouTube, Facebook, ma soltanto che io non le posso fare perché sto facendo la domanda a Facebook Mentions, come cazzo si chiama su sta applicazione Facebook, ma mi rifiutano perché se non fai, cioè lo dico perché per chi non lo sapesse, ma penso che lo sapi, cioè se per fare dirette su Facebook ci vuole questa applicazione, questa come cazzo si chiama, no? Questa autorizzazione di Facebook Mentions, come cazzo stai in questo Facebook Mentions come cazzo si dice, praticamente non la puoi fare la diretta dalla pagina di YouTube, o se no io l'avrei provata già come stanno facendo tutti i grandi casi Caruto, chi destra che io cazzo che su 2 anni faccio la diretta, mo se ne esce questi casi Caruto che diretta che non hanno mai fatto, no? Quindi io l'ho sempre fatta e mi avrebbe fatto piacere farla su Facebook, ma purtroppo finché non mi accettano questa cosa non la posso fare, quindi io comunque la mando sempre questa richiesta, se qualcuno sa qualcosa di più di me che sono una casa Caruto me lo dicesse così io magari provo anche a fare in questa maniera, però finché non me l'accettano non posso fare. Vabbè. Detto questo arriviamo, c'è Antonella Lella, grande Antonella che è sempre presente o quasi penso alle dirette, mi fa sempre piacere, la saluto. Vincenzo De Lucia dice maestro, bello maestro, ma fai io non bucchinare, però mi sento pure io, quando mi dice maestro, vabbè, sicuramente non stai parlando quello, come stai bello con questa barba, grande, eccola qui, il commento della barba che avevo letto prima, ma non l'avevo, cioè non l'ero perso, è una barba sì che oramai sinceramente, ma ci troppo abituato a portarla, tagliarla, mi dispiacesse un poco, però, ma il tuo barbiere mi me la sono da fare, guarda, c'ero praticamente il prossimo taglio cagniamo a barba, queste sono state le ultime parole dure del mio barbiere e quindi la prossima volta non so quando tagli i capelli fare una nuova prima come convinto vabbè io mi fido di lui cioè, ci faccio fatte cose che non mi deludo mai passo fatta diciamo, i capelli fa sempre cose buone almeno dal mio punto di vista. Roberto D'Acunzo fa prima a parte i viaggi con furore si a parte i viaggi con furore si mai all'estero se si raccontaci una crizza delle tue ma io sono stato all'estero molto tempo perché vabbè forse non devi visti il live passatelo qualche volta ci raccontato che facevo l'animato nei villaggi e quindi sono stato in Tunisia, in Grecia, in Egitto, in Spagna parlo su di più ho cada parte che non mi viene in mente in America ma no, sono stato a fare di cazzo e mi sono capitato un sacco di grizze effettivamente molte grizze ma fammi pensare qualcuno Cock Grizz che ci fatto? La ci fatta assare, da
però all'estero proprio, cioè, si mangia, ci fa talmente tanto, no? Talmente tanto, che non mi ricordo manco uno, penso da poco, di grezze, cioè, ci avanza a Tunisia che grezza ci ho potuto fare. La buona, ci fa, mo mangio pensare a una grezza, ma non è una grezza, ma la posso manco raccontare, perché, non si può raccontare. Cioè, non è una grezza, cioè, però è una sfiorata tragedia, che io stavo in Grecia, e voglio veramente, guarda, ma cacai sotto, però è stato un mistero questo, ma comunque è una grezza, ve la racconto, ma non è una grezza. Però mi è venuto in mente, è anche un po' così, sta cosa, c'è un po' così, ma ci fa capire, cioè, un po' sì, però poi va a racconti, mo che non è proprio, cioè, non ve la faccio porno, ovviamente non so se sta sentendo con cruce, ma si sta che mamma, vabbè, comunque è una cosa che io vi racconto, vabbè, stiamo sentendo nessuno, no? Che stiamo chiedendo figure, però dico, io c'avevo, vabbè, tempo fa, comunque, stiamo parlando del 2008, 2008, e Steve in Grecia, no? Facevo l'animazione, facevo l'anno in questo villaggio in Grecia. In pratica succede che belle buste venivano a Ione, no? E stava a Ione praticamente a Rosa Umana in villaggio questa ragazza, era pure buona, veramente buona. E però stava a Ione io tenevo tipo 27, 28 anni, no, aspetta, no, c'aveva 25, cazzo, c'aveva 25 anni, cioè più o meno, 2008 quando avevo 25, non lo so, non mi ricordo, comunque più o meno 25 insieme. E se stava giocando a sul villaggio, che praticamente era buono, mi piaceva. 21-22 anni più o meno, però questo era belga, parlava tipo, cioè i belgi parlano francese, no? E senza capire un cazzo che dicevo, sai, come si ha reso male canzoni umane, no? Cioè di solito le persone rimangono una settimana nel villaggio che si va a reso male. E sai che sa pure così, sai, non è cagato, nel senso che comunque c'era altro coso da ci si vede il film, però questo sai, è bello e buono, l'ultimo giorno, sai, c'è tanto che si sposta, comunque c'è una frase, sa scrivere in francese più o meno, e comunque che la frase come che la canzone, non so se ve la ricordo, ma oggi è paziente, comunque la frase era voulez-vous coucher avec moi, che significa vuoi venire a letto come che sarà la frase. Poi c'era Strun, c'era come mo all'epoca, però sai, facevo questo numero tutto, io ho messo solo, io ero singolo, quindi o c'è questa frase che sa che può pariare, può pazziare, che Rudy mi c'è tapo, ma ci muovo poco pazziano, poco c'è tapo, o che se bella e buona, oui, cioè, certe sì, cioè, in senso sì, ma no, perché sai, non mi pareva che se ci volevo come 2 settimane, no? Che se sai, si vedeva quando ci volevo con te o meno, ma che se io so che sarà francese, non si capivano qua. Vabbè, comunque c'è sì, comunque c'è tiazzo. Vabbè, comunque, per non portare per a lungo, ma portare che si da in questa, il cazzo che racconta stasera, però mi fa questa cosa a me, da raccontare, oramai siamo tra amici qua, no? E comunque mi porta a questo, praticamente, in questa, noi avevamo questa, già so che secondo me è stata variando nulla di là, ma come l'ha già spiegato, avevamo questa specie di teatro, chiamiamola così teatro, ma era una casa caruto veramente, e quindi mi porta in da su teatro, cioè. E chiudo i vetri, perché non vedi questo coso che tenevi certi vetri, è una cosa chiusa, capito? Come fosse una specie di sala cinema, vai, chiamiamola così, dove facciamo gli spettacoli. E si avevano questi vetrate che si chiudevano, sai, sapete quando i porti si chiudono, tipo armadio, no? Quelle cose. E si chiude questi vetri, oh, ma la porta ci mi poi c'è un canotto all'epoca, che noi questo canotto ci dormivamo dentro, quando facevamo spac, che non dormivamo cazzo, fa dormire, io dormivo in questo canotto, che era comodo, no? E comunque poi chiesto un canotto, e mi ha detto un canotto, poi va a portarlo, comunque c'è che no, stavo facendo quello che stavo facendo, all'improvviso, voglio, sento si nei vetri, no? C'è queste porte aperte, si vede che hanno belle e buone due personaggi di cim uno era comunque tipo direttore, non so cazzo, o una persona influente, e nada, non so ci faccio in merito, allora qua, te due, cioè, come cazzo, che poi non lo so, parlavano greco, parlavano belga, non si capivano cazzo, no? Comunque, cioè, ti mannaggia morta, siamo a commarava una porta, ma vedi, perché si proprio di fronte, e quindi era proprio spacciato. Sapete proprio la forza, proprio la disperazione, quando proprio come se tu li stai a nascondere da un rito, cioè la stessa cosa che fa proprio al suo caso, proprio a questo, cioè come se uno si sta a nascondere da un rito, cioè cosa impossibile. Cioè ti abbora, ma chi si maravano, ma vedono. Ma chissà chi cazzo, ho visto usare un diretto che macchina, ma che oggi ovviamente non è che tu puoi, diciamo, può fare il coso là di, se volevi fare una cosa, boh, me la portare a casa, però non mi ricordo che cazzo stiva a casa, mica, ma pure tutto, ma portare in da quelle cose, che era comunque un posto, diciamo, comune più o meno, cioè, non te la sei nessuno, però pareva brutto, no?
non so come cazzo c'è una statistica, entrarono, quando stavano per entrare, c'è mo sai che faccio? Mo piglio, c'è che su momento, e mi mette vicino un muro, no? E mi gioca la notte e mi uscite vicino un muro, non so se potete, ci mi pigliare una notte, e mi mette a c'è ma nasce con tu notte, una notte aizzata, sì, ma vero, magari ce fa, qua possibile un po' dire, comunque, mette tu notte così, cioè, che mana fuori, poi pure in mana fuori, che io ieri mettevo questi cazzi male, levate la forza, quando Lucano, siamo arrivati, dopo come ci camera, verne in mano, verne in bandere, cioè, trissimo ci camera sicuramente. Guagliù, ma dai, io non lo so quale usante, ma forse veramente fui Carlino, che già all'epoca San Carlino già mi amava, non lo so, quale usante in una città che come cazzo facette, non mi vorrei, cioè, voglio, non lo so, se io acquisì un potere di trasparenza, cioè, hai belle burrate di trasparenza, io non lo so come fecero a non vederci a me, una notte aizzata in coppa muro, cioè, non ci deve essere una cosa, comunque ma da credo, voglio ma caga è proprio sotto, perché non lo so chi era, cioè, uno sicuramente era una specie di direttore latino, e non so che rubate che io sono innamorato, no, perché questo non è una però forse rubate, che si era un cazzo, io so che cazzo, comunque un tanto a lui voglio ma caga è sotto, veramente ma caga è sotto, e questo non è una crisi, perché non siamo, che si mi chiamava chi di là mi cacciavano, ma in nulla, e però mi ricordo questa cosa, e poi mi viene questa cosa in mente di qua, vabbè, comunque oggi raccontato questa storia veramente molto intima, ecco, però stasera vai, siamo ai lacci, vai, raccontiamo anche queste cose un po' così. Sono curioso di vedere i commenti su questa cosa. Vabbè. Buonasera a tutti, salvo Sibilla e Trasuto Monza, la sono tutti stesso. Vabbè, Canox, un coppo perché non so se state commentando questa cosa, non vedo che non state commentando questa cosa, forse la dopo sentito. Vado sopra per non perdere i commenti, cioè faccio un coppo per non zombie i commenti, ovviamente, però veramente mi rendo conto che ci parlo in 20 minuti, quindi sono arrivato un sacco di commenti, cerco di andarli a prendere tutti quanti, ma so assai, no, ci chiappato una specie a parte i viaggi, dopo che sto là c'è tappo. Dopo cambiamo totalmente argomento, pure perché qua non sta malamente una cosa. Vabbè, dicevamo, allora, Vincenzo Riola, ci è piaciuto Napoli, ma è stato un grande Napoli, è inutile che lo dico, veramente a me sciatta da capa, e quindi mi è piaciuto e sì, è come se non mi è piaciuto. Chi c'è sta? Poi, scusa, Lines, non so perché l'IS e Manix, quando sei andato a Capri, fino alla sopra, che furore, che surore, ma seria, perché non ci pigliamo a funicolare, ma non per pidocchiaggine, per la verità, perché poi a funicolare che si poteva pagare un euro, non mi ricordo, però sai che ci fa scima un euro, comunque cioè, potevo puritana. Però dicemmo, sta parlando del video dei capri, per chi non se lo fosse visto, sta aiuto perché dice vabbè facciamo vedere sta aiuto che così che magari ci pigliamo qualche immagine che ci può servire per il video, già serve qualche cosina, però comunque ci accettano un bagno di sudore che veramente se ma prima mattina già là Capri già ci metti più, comunque ma fa ancora tutte e 10 prove, quindi veramente a livello a Capri con furore al posto di furore, e fatto di getto pure perché veramente surreale. Allora, Domenico Iaderosa all'università già c'è Domenico Iaderosa che prima ha detto quel fatto della KSS Sturiano, quindi già sta all'università. Comunque mi fa piacere per te. Chi è? Domenico Iaderosa, ti ho contattato stamattina, non ti sei ricordato? Figure, hai ragione Domenico, hai ragione, perché lui mi ha scritto proprio perché mi ha scritto troppo ampresso, mi ha scritto stamattina e mi ha scritto tipo mi saluti nella live, ecco, e sta ok ti saluta, tanto ci mi ricordo, mi segna un po' voglio dire, e invece mi ha scordato proprio a grande a casa caduta che sono, quindi mi scuso con te Domenico, scusami che non ti ho salutato. Marianna io dice un po' in ritardo ma buonasera, ma meglio così ne sentito il racconto che ho fatto ho fatto 5 minuti fa su questa vicenda mia sessuale, tra virgolette, come faccio una vicenda che mi ha cagato sotto più che sessuale. Alicmo Bassone, ecco qua è partito ragazzi, prima sceneggiatura di Alicmo Bassone alle ore 22, alla Trocchia 54, attenzione, questo è il titolo. In un ospitale sperduto rupata terna, Titina Frenzel, Ripiana e Vash, partorisce una profezia. Colui che mette il palangano o Conad, talmente nera
cerca Obama, c'ha da fare su Jones, Carlino, veramente un grande, subito lui, vedi, cioè la sera, cioè il lunedì sera lui perlomeno 2 film li scrive, questo è il primo, che sarebbe questo famoso manciulato titolo con 54 solo, mi ricordo. Vabbè, andiamo indietro, intanto Salvo Sibile saluta tutti già la Vincenzo De Lucia, agge vicino a quel su del momento, ha incontrato l'unica bella che capiva il napoletano, sì, cioè, no, vabbè, ma io non facevo capire, poi sta niente da capire, ho fatto queste cose, non c'è niente da capire, lo sapete meglio di me. Lies e Manix ce lo sono girati, hai visto? Ma non mi ha ricordato un uomo 2, ma perché io ho questa memoria, tengo proprio Alzheimer, perché non mi ricordo le cose, però ho la memoria che mi ricordo nome e cognome, tramite Facebook, allora tu mi dici una cosa, io mi ricordo nome e cognome, perché vedendo i nomi, collego e chi si a posto, vabbè, andiamo avanti. Allora, Vale Catanzaro, il collezionista di figure di merda, prossimamente in tutte le sale con Fabrizio Cerveri di Roberto Callino. No, ma per fortuna sta figura di merda non l'ho fatta perché veramente me ne fossi due villaggi. Sarebbe stata una cacciata più che una figura di merda. Marco Bove, grande Marco Bove, che ci siamo venuti sabato, se sei tu, ma credo che tu sia tu, ci siamo venuti sabato sera su Facebook, che era parecchio che non ci sentiamo, che di solito mi scrive, mi fa sempre ridere Marco Bove, deve essere molto comico. Maro mi ha fatto cacà sotto pure a me, ho fatto un cortometraggio mentale, ma come hanno fatto in di me pure boccelli, ti dicevo, voglio nascondino né cosa tu, ma serio, perché voglio, cioè, io ancora oggi, non mi spiego come abbiano fatto quei due, a pochi spacci in meno di lui, perché non l'ho mai capito, a non muovere, voglio, è stata una cosa che ancora oggi non riesco a capire se hanno fatto figli. Sabatino Baiano, c'era, ma ieri alla fine sei andato al video game show, non riuscite ad andare, purtroppo mi dispiace perché ho visto che parecchi di voi siete andati e ci voleva venire perché sapevo che si un sacco che voi, a me fa sempre piacere che incontrare, parlano poco, che parlano poco, però non sono proprio riuscito a venire. Mi è dispiaciuto, però non mancherò occasioni perché poi queste cose ogni tanto si organizzano, poi sicuramente faremo un raduno per carità, un po' di che organizziamo, quindi non mancherà modo. Poi tengo sempre un mazza, cioè dai, mi incontro a mezza vita, perché poi incontro parecchi di voi che poi chattiamo, poi da così, tengo un mazzica veramente vinco. Vincenzo Lungo, buonasera a tutti e soprattutto al presidente delle Case Cadute Fabrizio Cerone, grandissimo Vincenzo. Adesso volta che scrivo, mi devi scusare Vincenzo, ma io se raccontando fattarello e mi spezzano poco. Luciano Oceanon, attenzione, c'è che ne pensi di Miss Italia? Che ne penso? Oggi è stata una cosa diciamo, viralissima, sono fatte Miss Italia che ha fatto un po' questa grezza, e che va già io, no, io non parlo tanto della grezza perché ha fatto una grezza, è inutile poi sparare sulla Croce Rossa, no? Quando, che l'ha detto una frase un po' infelice, ma parlerei più che altro della sua, proprio il fatto che hanno eletta S Miss Italia, ma non è brutto, perché veramente, qualcuno ha gridato la sta dicendo, no, brutta non è, voglio sia guardata buona, non è brutta, è anche una bella ragazza, però c'è anche da dire che secondo me ci stanno uofoni, vogliono molto più belle di lei, ma proprio a così papà, cioè, proprio si scende capaci, cioè no, proprio capaci, però cioè, ci sono, voi lo sapete meglio di me. Quindi questo mi è dispiaciuto perché ma che ci fai? Cioè, tanta femmina, cioè, tanta guaglione bella, va a vincere una ragazza bella, carina, perché, però non è la più bella d'Italia sicuramente, quindi ma viene un nuovo patriarca su qualsiasi paese, però noi questi, io mi sono un po' abituato a queste cose, quindi pure voi, quindi che vi devo dire. Sabatino Baiano, Sabatino c'era uno che girava in accappatoio e il Vidal dell'MT, addirittura non so dove tu abbia visto questa scena che veramente incommentabile, ma mi dispiace per te, sarà stato dramatizzato. Giuseppe Capuccio, la scena della punizione della fermata dello Pullman, altro che Roberto Carlos, fari con Roberto Carlinos, ma seria, cioè fratelli, ci ha fatto una punizione che voglio dire al primo tentativo, si sta riferendo alla punizione della parodia Miano Bagnoli, tu un Coppa D, o seconda ci mandate direttamente dall'università, che poi abbiamo fatto anche un secondo tentativo, perché io volevo tanto set, no? Però prima ci ha fatto una specie di cucciaio, attenzione, su punizione mai visto, di solito sul rigore si vede il cucciaio, no? Che fosse per chi non lo sa, o pallonetta, così. Io ho fatto... ci fatto una bella punizione, no? Diciamoci, ovviamente me li prendo questi complimenti perché ci tengo. Francesco Novillo, buonasera Fabri, quando farai un'altra parodia? Prestissimo, io veramente
stiamo parlando di cazzo settimana, cioè per dirvi proprio se tutto va bene, questa settimana già teniamo una parodia pronta che io già, per qualcuno che segue la live lo sa, lo sto dicendo nel 1932, ma stavolta scusate, è successa una cosa unica all'improvviso senza vedere i commenti, una cosa, ecco come sono riappariti, una cosa mai successa, ci fornisce di queste cose qua, di queste novità, però per carità subito ha ripristinato la così, no, una parodia, voglio che secondo me, poi io dicevo, ma secondo me è più bella Emiliano Bagnoli, quella che siamo, che fra poco uscirà, perché poi capirete perché, secondo me è più bella, però non girerà mai, non girerà, nel senso non sarà mai così visualizzata e tutto questo, come è stata Emiliano Bagnoli, secondo me non sarà mai così. Perché? Perché vabbè, comunque è una canzone un po' più datata, ci stanno anche le motivazioni, però secondo me è molto, ma proprio assai più bello Emiliano Bagnoli. Emiliano Bagnoli, che cazzo, ma l'hanno fatto cioè in poco più o meno, è stata una cosa molto così, secondo me che sta che esce mo è una cosa proprio, secondo me è proprio bello, cioè non lo so, Ianco l'ha già prima, dice che cazzo ne sai, no, lo so perché ha già fatto nel senso che ci siamo impegnati, è una bella situazione, poi capirete, ma voglio incuriosire più di quanto l'abbia fatto. Comunque che cazzo, vabbè, come Vincenzo De Lucia, se crossi come tiri le punizioni ti mettiamo posto immagine, ma penso che posto immagine potete mettere pure a Sorum, che c'è, non è che c'ho assai a essere meglio immagine, cioè, lo sapete, è sotto gli occhi di tutti questa. Antonella Lella, avessimo organizzato Miss MD, no, ma infatti mi ha detto pure un oggi, ma è una bella idea, perché ora ci potesse fare Miss MD, requisiti per partecipare a tutto che il catenen una silhouette come a Gioconutte a casato, primo premio weekend con grande latrin lover Carlino, bellissimo, sì, ci sarebbe proprio Carlino a livello di presentatore, a questo punto veramente mettesse posti chi gestiva ieri, non mi ricordo, ecco. Quindi Carlino alla presentazione non sarebbe male. Allora, scusatemi un attimo, oggi se siamo sempre, perché a me mi incuriosisce pure sapere se si siamo sempre stessi, se qualcuno se ne aiuta, siamo una sessantina, fa piacere che siamo sempre un bel numero. Allora, GV 193 K 1193, c'è la nipote che avevo con buste medio primo pensiero sì tu, e questo capita spesso che mi mandano le fotografie proprio, mi mandate le foto delle buste LMD, e mi fa piacere, oramai si associa il nome di questo discount si associa alla mia persona, mi fa piacere, in chiave futura, se un giorno mi chiamano a fare testimone all'LMD, stiamo a posto. Giuseppe Mastro Giacomo, c'ero ho letto senza H, veramente sei un grande, che Cannavaro sta trovando un acquirente per il Napoli, tu che ne dici? Ma io che ne dico, non posso, si trovano un acquirente per l'MD, voglio parlare, ma poi Napoli mi pare pure poco dopo. Mentos e Cocatub, tiene un'abilità non leggere che scrive che è impressionante. Poi a posto che ho letta. Antonio Iaccarino, sarebbe bello Carlino presidente del Napoli, sarebbe veramente un sogno che altro che solida realtà. Vale Catanzaro, comunque stasera è proprio strano, bello e buono, non so dire più i commenti, te vi cascat. Secondo me sono quelli del Conad che ci stanno craccando il sistema, questo è molto probabile perché ci stanno invidia da parte del Conad, della Sigma e soprattutto del Deco, cioè con l'annui dell'MD che veramente mi sciatta a capo perché che youtuber grande che la saluto, presidente delle case salute, buonasera, un saluto alla prima L di Torre Annunziata, grandissima prima L che veramente non vi saccio proprio, ma vi saluto perché voglio bene, che sicuramente che Cassandra classe a host e vi saluto prima di Torre Annunziata, voglio bene. Poi chi è? Scusate, Gaetano Piacente, Fabio, secondo te Baby K, come si chiama? Baby K mi pare avere la parodia che hai fatto, no, secondo me non avere la parodia che hai fatto, però mi fosse bello che avessero, sinceramente, ma magari mai mandate a c'è la parodia, in la pagina su cazzo che bello può sapere. MD Discount, ragazzi, se vogliamo andiamo anche noi allo stadio con le maglie dell'MD, però non le teniamo le maglie, qui ci mettiamo i boost in capo e non sarebbe male, ma pure i boost in wall, ci tagliamo e ci facciamo i boost a musica nottire, è un po' da pezzenti, però in mancanza d'altro ci arrangiamo. Vincenzo De Lucia, coppia di lampadati alla conduzione di Miss MD Carlino Carlo Conti, veramente con sponsor sicuramente con grande centro abbronzante a buscarsi messo Ale Destiny De Laurentiis, yacht in fumo per padre Carlino,
nuovo, nuovo film in esclusiva al cinema. Eh sì, vabbè, i battute coppa della si sprecano nella giornata di oggi. Anche io. Valentina Pellicci, eccomi, questa è la prima volta che ti vedo in diretta. Addirittura, Valentina, stiamo veramente a Rian, quasi 2 anni. Quest'anno fanno 2 anni, probabilmente. Che stiamo in diretta, non si sa mai cazzi in diretta, ma va bene così. Meglio tardi che mai, per carità. Domenico, cosa ne pensi della nuova Miss Italia, oltre alla spiccata del Gesa Mostra? No, già la cheat, non posso dire, pezza cosa, la cheat 10 minuti fa quello che pensavo di Miss Italia. In conclusione, cioè in riassunto, c'è sicuramente stava qualcuno che è più bello race, cioè sicuramente non che le ha brutte, perché, però ce la poteva più un po' più buono. Nunzio Caiano, se lui è nato prima l'uovo, prima la gallina, secondo te? Ma pensavo immaginato domani tipo è nato prima Carlino o la gallina, una cosa, comunque non lo so. Roberto Daci, capito, ma che è pure siciliense, no? Cioè, è proprio una domanda veramente di quelle che uno ci pensa mai, no? Che dice, ma cazzo, però se ci mette a pensare, fatti lui a gallina, vai proprio a un euro, perché su cazzo cacà. Roberto D'Acunzo, cioè tutto fa crescere la barba perché a mattina non t'avo fa, dice la verità, tanto stiamo fra casa caruto, no? Ma cioè, anzi, è scontato che sia così, perché immagino sempre brutto, quazzi mi fa barba, ma non è un segreto, anzi, ma sempre c'è stato veramente è stato sempre un fastidio, cioè quando mi è cresciuta la barba, cioè, no, ero contento perché volevo bucchinare, no? Ovviamente quando ci cresce la barba ci tende a fare o bucchinare, no? Perché a basette si fatta così, ci tenevo molto a fare o bucchinare con la basette, però poi mi ha tutto cazzo, un po' che a città, madonna, è che veramente stiamo a livello e quindi mi ha fatto crescere fondamentalmente, e vabbè. Eh sì, perché io sono un po' cazzo, soprattutto con la lametta, che sono anni che non me la faccio con la lametta, che veramente si mi faccio la lametta, da creatura, nata voto, ma ci mettere i pannolini per quanto possa, giovane, Vincenzo Luco, Fabrizio, Camagnetto, non si può vedere, protestiamo. Cagna di maglietta non si può vedere. Che se una maglietta voglio, cioè, perché? Perché direi, una maglietta celeste, non c'è niente di specie in potenza, ma che cazzo vai a trovare? Antonella Lella, il prossimo video non ti fa trovare impreparato, prodotto un super Sandro, grazie della cosa perché ora spiegherò questa, che non si può mai sapere, il mondo non si poteva vedere. Allora, chiariamo questa cosa perché io già l'ho chiarita nei commenti, ma ci tengo a precisarla perché voglio, lungi da me, sì, mo non mi presentavo a fare video, a parodia mia con un super Sandro, cioè era proprio la morte su. Purtroppo, voi dovete sapere che io avevo un super Sandro che cortesemente, gentilmente mi portò Pietro Pirozzi, che non so se ci sta guardando, se ci sta guardando lo saluto, ma portai un raduno che facette, ma mi portai questo super Sandro, non vi dico la commozione mia, che proprio che ci manca poco, che si via niente. Ci sono anche le foto su Facebook che io lui mi veramente diciamo, commossi. Purtroppo si è schiattato Super Sandro e quindi purtroppo e mo io volevo video con Super Sandro, ma non so stato cazzo lo trovo, cioè, ma non so cazzo lo trovo attualmente, io sono in cerca di questo Super Sandro, ma lo sa cazzo Super Sandro, eppure esiste, perché l'ha tenuto e quindi esiste, ma non si trova, e quindi ho dovuto purtroppo arrangiarmi con Super Santos, ma nasce morta, voi sapete quando io non sia pro per la roba originale, su Allegra, roba originale, purtroppo ha giocato su Super Sandro, o Super Santos, e quindi sapevo che poi ci sarebbero state delle critiche per questa cosa, però poi cazzo, come facevo? Lo scrivevo a penna, ce lo volevo scrivere a penna, però non mi andava, volevo essere onesto, volevo pigliarsi sti pack, non faccio, purtroppo aiuta a fare. Mi dispiace, poi avessi voluto fare con Super Sandro, lo sapete, però purtroppo GV 193, ce lo dico tutti i lunedì per un daggio mai commentato, da ora in poi ogni lunedì avrà un commentatore in più. È nata grande Casaroto come me, sicuro Fabrizio, voglio bene GV 1193, mi fa pure piacere da un lato che tu non commenti perché ti un nome che fa proprio schifo, però mi fa pure piacere perché ovviamente fa sempre piacere. Questa è una live che è costruita proprio sui commenti, cioè io parlo, leggo i commenti vostri, Acim insieme, lo sapete. Antonio Pellegrino, Cielo, se ci vedremmo da vicino, faccia a faccia, mi riconosceresti a me e a mia mamma, ti voglio bene pure io, ma penso proprio, ma non per qualcosa, perché poi quando tu mi scrivi, per esempio, no? Allora, è difficile che io mi vada a vedere le foto, è molto difficile, perché
non mi posso avere tutte le fotografie di chi mi scrive, veramente fosse un stalker, non lo so, ogni tanto mi paga per fotografie, dice quasi da te fermo, no? Ma che sto facendo tutti quanti? No, ma pure quando sta qualcuno, quando vedo che comunque ci stanno, ci scrivono. Vabbè, Marianna Iodi ci fa è mai successo qualcosa di paranormale? Se si racconta parliamo, ma mi fate questa domanda, no? Appena mi fate questa domanda, Marianna, io ho pensato a una cosa, che non è niente di paranormale, perché per un suono che mi ha già fatto, e che ero convinto, stanotte me l'ha già fatto su, ero convinto che ero vera questa cosa, ma nasci la morte, ma mi su cagata sotto, però te lo dico perché proprio stanotte, allora vi spiego, mo, che ne sai, no, là sta la porta, no? Io di solito mo sta chiusa la porta perché sto facendo una live a finire che mi sentono tutte quante, non mi pare là, però di solito sono che porta aperte, no? Pure voi penso che in da casa vostra state che porta aperte, no? Più o meno, ci tranne in rari casi, comunque state che la porta aperta. Come sono la porta aperta e mi sento, cioè, non sapete, una sensazione come se qualcuno stesse solo a casa, no? Ma sento una sensazione come se stesse qualcuno a casa. Ma guardo di là, no? Che stavo portando qua. All'improvviso vedo che giù, ma da credere, c'è un uomo alto con un cappuccio in testa che passa qua giù, ma su no cagata sotto, ma su cagata in capo, cioè proprio fa capire proprio, ma su cagata proprio in culla. Allora dico, e incomincia a gridare, stavo cru, stavo cru, stavo cru, stavo cru. Ma l'hanno messa vicino, era un suono, ma scende che era un suono. Ma io magari sudato freddo, ma tipo stamattina, proprio sudato freddo, ma mannaggia la puttana, mi pareva vero, cioè sembrava vero, perché poi, ma che specie, mi tengo una sensazione, e che lo vero, cioè tengo una sensazione che sta qualcuno, e che lo vero sta qualcuno, che specie, non poteva essere una sensazione, invece non è una sensazione, vero, però meno male che era un suono, perché io, ma si era un cappuccio in capo, ma tipo un cappuccio tipo a livello tipo chi lascia, sai, i film, perché io mi vedo questi cazzi di film di paura e merda, no? Che mi nasce molto a fare il modo, dice pure mia moglie, ma non vorresti film di paura? Io no, in realtà già fa sempre un bucchinaggio, sta poco fa, ma la già vedere perché già fa un bucchino, no? Ha già fatto che io non ho paura di niente, no? Ma vedi, sì, allora mi sono stronzato perché che sei uno, ma come sono certi stronzati, ma sempre horror, poi, no? E quindi ma c'è di commedia, mi devo vedere più commedie, più cose, vabbè. Comunque, vabbè, qualcuna c'ero, magari era una che già questa cappello, capì? Ma mica un cappello i quattro scemi che fanno rap, ecco, no, proprio i cappelli, cioè, capite? O era come un monaco, però, allora sai, sempre fatto paura su questa figura come una cieca, no? Questo, a me comunque ci va sotto, vi dico solo, meno male che era uno scherzo, che era uno scherzo, che non suono, era uno scherzo, vabbè. Ugo Flaminio, c'ero da un po' che non vedo una tua diretta, saluto mia sorella Carla, che sta diventando una tua fans con la Z, Leo Fascotaniano Bagnolo, grandissimo Ugo, ti saluto a te a Sordo ovviamente, che mi fa piacere sta guardando i video, è un piacere. Mendos e Cocatù, ti scegliate chiusurati quando si chiude Capri e non devi pigliare la funicola, è vero, ma proprio mi sono, vabbè penso che lo capite pure voi che, cioè uno proprio si pensa che io suono, cioè io pensavo che ero vero. E poi Luccava, noi siamo sulle casa in questo sogno. A Luccava, ci facciamo a Luccava, che poi nessuno mi poteva poi difendere. Però ma no, cosa brutto fatto? Io pensavo, ma non si capita infatti come mi facile a chi se no so cazzo di cazzo. Tengo un'arma, ma è un'arma, un oggetto che si chiama, faccio un computer, ma chi si fa? Allora, comunque Antonio Pellegrino, c'è sempre se un giorno ci vedremmo, che mi farà piacere, io ti dico che sono Antonio Pellegrino e non sai esattamente quale fosse la tua reazione, quale sarebbe la tua reazione, comunque no, e mi facesse piacere, andò, perché io, cioè, un uomo che oramai mi ha imparato, no? Antonio Pellegrino, non sia la sartulella, è difficile da dimenticare, e quindi a me mi facesse piacere. Mi è già capitato qualche volta che qualcuno mi fermava, ui c'è ui, che cosa, ui tappo, sicuramente lo tengo qua a Facebook, parliamo, i video, non mi ricordo, no, ma ti ricordi me, no, nemmeno, specie, e poi quando mi dice un nome, dico, che figura, però giustamente, non mi va a vedere fotografie, è difficile, chi lo coppa a Facebook, questo sapete, stanno si fotografie sul tandello, no? A tu come cazzo fai a aprire in Giancevec, poi un video tandello coppa una fotografia, no? A meno che non lo vai a vedere proprio sulle foto del profilo, tu a chi si e allora sai, veramente tantissimo, ma non lo faccio per cattiveria, proprio perché mi dico, poi quando mi dice un nome, dicevo, ah sì, Emanuele Coaz, perché poi mi ha parlato, non so che volte io i nomi e i cognomi tengo buono che mi ricordo qui. Vabbè,
le Catanzaro, stasera questa maglia che Sabino colore, lui che tu stai spacca di brutto, stai bello, ti voglio bene, Valentino. Vabbè. Ciao Luca Panzuto, grande, ciao, ti aspetto alla mia laurea, un saluto dal presidente, grande presidente, veramente un grande, veramente, lo sappiamo io e lui perché lui è un grande, il presidente stava a Baia Domizia in questo lido dove ho fatto questa quindicina di giorni e mi sono molto divertito con lui e con i suoi amici. E che saluto, per carità, e voglio salutare tutto quanto, non so se stanno appresso a te, con una mappa di scime, più scime, mega, veramente, cioè, allo stesso livello di scimità a mia, loro, quindi si sta proprio benissimo insieme. Che youtuber Royce, ti ricordi il sogno che ti ho raccontato tempo fa? Il fatto che scese per prendere, aspetta meglio, si scese per prendere la casa da cola, ma pare sì che mi raccontasse il fatto che a me mi piaceva, cazzo da passano a me che parla all'MD, c'è proprio il top, c'è proprio il suono proprio che, cioè proprio io non sono buono, ma lui veramente è stato peggio di me, sono mica pagato MD, è spettacolare. Vincenzo Lungo, no, con la maglietta non si possono fare le live, con la maglietta non si possono fare le live, non mi permetterei mai di dire che è brutta pure perché non si vede bene, ma infatti non sapere, boh, cioè la maglietta, cioè, proprio riccio, non vi dico manchi chi è sta maglietta, però cazzo mi fotta a me, cioè, ma stiamo a pigliare la maglietta. Nicola Lombardo, cioè, ma perché non noi, perché noi, base, Bas Caruto, che è anche una novità, dopo Cas Caruto, Bas Caruto, i vasi caduti, ancora non c'aveva, non facciamo sponsorizzare dall'MD, ma l'MD veramente a noi ci stava per i discorsi e per le cose che facciamo su di lui, ma un giorno succederà, secondo me. Vincenzo Lucia Cicero con la maglietta in una live è proprio fin dall'estate, e questo è un dato di fatto vero, e questa è una bella cosa che hai notato, perché effettivamente poi stasera c'è un buchino, cioè no, Frid no, proprio il recetto che purtroppo preannuncia non l'inverno, perché, però comunque come diceva il top è finito l'estate, questo dobbiamo ammettere. A me mi dispiace perché io firmerei per avere questo clima bello, perché fra c'è sta borsa poco fa, ci avrà anche le sue cose belle l'inverno, però l'estate voglio, cioè non l'estate che va a fare un buchini che mi fa pure, però quel tempo così che si sta buona, parliamo di. Allora, Valentina Numeri, Fabri Num stai proprio cagando, ma il suo primo commento, e commenti stasera, cagando i commenti domani vado a fare spesa al decoro, ma se ti permette proprio avanti perché spacca proprio la capa, veramente lo dico qui avanti pure al tuo fidanzato, mi fotto, non mi tradite con l'MD, che non fanno una manca su De Come, fa proprio schifo. Valentina Petrone, qua c'ero oggi fatto un budello per fare sto commento, comunque sono quella che ti vidi a Monte Sant'Angelo e sto ancora di niente per non averti fermato, ma Valentina mannaggia molto me l'hai scritto la tua, mi dispiace perché te l'hai visto non ti pensavo che eri io, ma io, ma comunque mi dispiace, ma ci vedremo perché come ti fa capire, Omun è Piccerille, poi pure Napoli alla fine non è io ho la fortuna di incontrare tutto qua, quindi ti incontrerò un giorno, non ti preoccupare. Miriam Ferrigno, grande Miriam Ferrigno, Miriam Ferrigno, a parte essere una mia amica e tutto il resto, grazie a lei si è registrato a canzone, grazie a lei si registro tutte le canzoni, una partita che mi sta a sentire a me, Kayaga cazzo, perché poi la scrivo, Miriam ha già registrato la canzone quando ci avremo, a casa sua, la mamma mi offre un caffè, il padre si mette a cantare con me canzone, non ti dico il papà di Miriam veramente, cioè, volesse tenere il padre a così, che si mette in canzone così, e poi vabbè, Miriam te ne lascia scemi pazienza per a me cantarci cantare e si mette lì a farmi cantare le canzoni, a registrarmi, quindi il grande Miriam Ferrigno, che tra l'altro poi canta, Miriam Ferrigno canta, quindi se volete avere un canale Miriam, facete bucchini canzoni, una bucchini voce, quindi che tra l'altro l'anno scorso sono piaciuto pure a cazzo si chiama il programma The Voice, se la stavano quasi per prendere, però è andata a The Voice e quindi è brava, ma no perché aiuta a The Voice perché è brava già. Luciano Oceanone, qua ce l'ho pure io ti vedi a Piazza per Vittoria, un sabato mi risto o 5, però non piglia l'attimo per ci fa foto, grande Luciano, e vabbè è perché forse non so se si viene presto o io non lo so, ma non mancherà. Emanuele Troisi, grande Emanuele, che grande, ve lo ricordate la settimana scorsa stava qua, che diciamo fatale qua la Troisi, così impressionante. Cioè, se della si trova d'accordo con l'MD facciamo casa cap, ma che già in programma, pur senza De Laurentiis, e invece io offrì a past ai giocatori a pensare offrirmi un baratto di cioccolato. Cagami, c'ero che no, mi scusate.
ma sono tanti commenti, quindi non riesco a leggere tutte cose. Nunzio Caiazzo, cioè, fai un'altra domanda che mi faccio persistentemente, e se dopo le 12 è meglio dire già buonasera o ancora buongiorno, perché poi alla fine ci sono ancora un bel po' di ore di sole ancora. Allora ti dico, guarda, sono preparatissimo su questa domanda, Nunzio Caiazzo, perché? Perché la maestra mia mi spiega all'elementare, e da lì io proprio, non so, una delle poche cose che mi ricordo è che appunto sta maestra all'epoca mi chiamavano ancora Fabrizio, poi è durato poco, ma mi chiama sempre Cerrone, Fabrizio, ma non c'è amico, lo spiegò, no? Lo spiegò, comunque la roba missione, si dice buona, questo disse la maestra, per me è diventata una legge questa cosa, che io poi ho pigliato questioni, che ancora oggi prendo questioni con le persone, buonasera, ma con buonasera, buongiorno, stai rumendo ancora, non so, tu me struzzo, chi è, no? E poi mi faccio un po' là, faccio splendido, comunque dopo le 12 si dice buonasera, perché così mette la maestra, e così, poi si mai fa sempre figure e mette la maestra, questo non lo so, magari faccio un rumore se non lo so, però questo mi disse la maestra, questo dico io, che dopo mezzogiorno si dice buonasera, il che poi è molto discutibile, perché ovviamente la roba missione, a meno che nel mese di gennaio, che l'uno è scuro notte, però cioè, veramente è ancora giorno, quindi c'è un buonasera. Dici, ma missione è un po' strano, no? Buonasera, missione è un po' strano. E se ne cagnare poco sta regola, parliamoci chiaramente, e se ne auto di 5 e 6 le se ne mette, no? Su buonasera, più o meno è così. Però infatti è una regola un po' scema, parliamoci, però che se mai maestro, che sto dice. Simon 3, dice, panzuto su Simone dell'università, o anche lo acchiappò, si acchiappano fra compagni addirittura un po' in live, cose assurde, amici di università che si incontrano. Ti voglio alla laurea di Panzuto c'è Roma, ci vengo volentieri alla laurea del grandissimo Panzuto, il mio presidente, poi vi spiegherò perché, vabbè, sempre dopo Carlino ovviamente. Roberto D'Acunzo, attenzione, Cerro ha casato K, l'hanno già fatta a Piazza del Plebiscito con Acerrana contro Acerrone, attenzione, vinta da noi Acerrani ai rigori come l'Italia con la Francia, l'ultimo rigore Tonduas che sempre, sì, effettivamente non mi ricordo se l'ho sbagliato io questo rigore, ma forse no, però forse non mi infatti rigore, questo me lo ricordo, la finale c'è stata, la Casato Cup, ci sono anche le immagini, ci saranno presto, ve lo dico, cioè perché poi giustamente qualcuno sta dicendo Cero, ma i Luazzi vidi lo raduno quando lo giustamente, ma ci stiamo muovendo per questo montaggio di questo video, quindi fra poco sarà anche pronto. Effettivamente la Casato Cup c'è stata già, però vabbè, poi la organizzeremo in maniera un po' più dettagliata, quando chi è stato Antonio Capasso con ad unica fede, ma lui t'ageva proprio cancellare, cioè veramente tipo cancellare proprio dalla faccia della terra, la live mi con ad unica fede, mo di spara. E che youtuber, e me, se mi incontri per strada mi riconosci a te sì, perché da GIS già, Trevor X Factor, mica sei imparato l'italiano, sembra me, c'è una domanda, Trevor X Factor, mica sei imparato l'italiano meglio di te, vabbè, ma ci voleva poco, e me e tutte le case caruto misi insieme, ma vabbè, ma mica è struzzo, cioè, no, può parlare una battuta, ma chi, cioè, parla molto lingue che ha girato il mondo, c'è uno che ha frate sbarbuto napolitano, se non stai zitto, vabbè. Vabbè, Antonio Iaccarino, ma visto che l'MD non ti fa lavorare, perché non chiedi a Carlino? Ma perché capito, è troppo facile, ci va vicino a Carlino, no? Carlino, fammi faticare, no? Scusa, cioè, a me piace a me essere raccomandato, non mi piace poi queste facilitazioni, fare queste parentele, no? Questo, come si dice, questo parentelismo, no, io, ma già merita Eagle, quindi non sono... Allora, Alex Destiny, c'era in Inghilterra, dicono che dopo le 12 buon pomeriggio, io inglesi tengono cose non c'è questa regola, è proprio perché tanti facciamo tanta strunzata, no? Che poi fanno questi, diciamo, tanti strunzate che dicono che sti cazzo inglesi, no? Che noi lo sapete, no? La mia battaglia, contro l'inglese, perché veramente si dice, cagato cazzo, ogni cazzo noi parliamo in inglese, fuck, addirittura c'è gente che dice fuck, cioè a me i pigliassi magari i dissi in dirient, veramente proprio, come si dice così, perché non so paccari, proprio mazzata in dirient, perché la gente fuck, ma che fate, ma io ce la fa mocca chi destra, è più bene, no? Cioè la gente fuck, ma che faccio, lo dici pazziano, vabbè, ma si riesce sereno, frate, ma devo mettere la fa mocca chi destra, scusatemi, è un po' più energico, no? Che hanno fuck.
fuck, ma a lui ce l'ho proprio con l'inglese, però ogni tanto mi dici una cosa buona, che su fatto good afternoon non ne sapevo. Magari pure un uomo ci sta buon pomeriggio, siamo noi che siamo a casa, caro, parliamoci, mi fai pensare, fai figure e merda, che scusa, buon pomeriggio, non può dire, pure io non dico, però siamo troppo estremi, cioè, passiamo da buongiorno a buonasera, siamo troppo estremi, a mai dice pure un buon pomeriggio. Poi intanto all'ultimo bastone ne partorisce un'altra, attenzione. Allora, Schiat Conad, o 2040, o Moon ven... attenzione, scusate, ho sbagliato. Nel 2040 o mondo viene conquistato da Conad e tutta la pazzuttamma viene ittata in docess. O patriarca Carlino e l'esercito restura CS e scippa a bordo la stazione centrale e Mohamed Donir di Bancarella e Margellin, poi continua, perché poi non si è perso, continua questa storia, si chiama Schiat Conad. Vabbè, comunque la spiego, ma avete capito, 2040 il mondo viene conquistato dal Conad, tutti i pezzotti vengono buttati nel cesso, si mettono questo esercito di Carlino insieme ai Suracesti e Scippaborzi della stazione centrale, insieme a Mohamed, il famoso nero della bandiera di Venezuela, che io non conosco. Poi continua, vedremo come andrà a finire questa storia, che se ci lascia pure la suspense, ci lascia anche questo poco di suspense. Diego Onorato ha commentato già a di voto, ma a casa Caruto non l'ha domandato, come ogni diretta grandissimo Diego Onorato, ma penso che ha già salutato. La Waller del Web, questo si chiama proprio così il suo account. Fabri, ma mai mangiato a banana tutta scorsa? No, sinceramente non ho mai ti ringrazio pure per la domanda, ma non mi è mai capitato. Mentos, Coca e Tubicino ci vuoi raccontare la tua storia d'amore con Carlino e l'MD? Ma io l'ho raccontata talmente quelle volte che mi sembrerebbe anche ripetitivo raccontarla pure di nuovo, dai, comunque è una storia d'amore che dura e facciamola durare. Nicola Longobardo, saluta amici, sono Nicola e salutami pure a chi Boccione, o meglio compagno mio Piero, grandissimo Piero Boccione. Gaetano piacente, bella questa domanda. Fabri, ma le dirette le fai per sempre, ma finché non muore, penso che cioè, ma non lo so, cioè nel senso che a me piace, mi piace il dirette, è una cosa che amo proprio fare, mi diverte, sto qua. Poi per esempio mo sui 10:30, no, per esempio, e io ho cominciato alle 9:30, ma a me mi pare, non dico un quarto d'ora che ho cominciato, ma mi sembra una mezz'ora, quindi il tempo passa piacevolmente facendo la diretta ed è una cosa che io mangio sempre a ricriata, a fame, mi diverte, mi faccio ridere pure che commenti, con le cose che domando, quindi è una cosa abbastanza, cioè molto piacevole per me, quindi la faccio finché mi rompo cazzo, la faccio. Poi sicuro non la faccio più, dico, perché secondo me fa sta domanda, ti cagate un po' cazzo, giustamente. Dai. Comunque Domenico Iaderosa, wow, c'ero, e se un giorno ti scide invece l'MD rapano nato centro scommesso, guarda, è una cosa che io non ti nascondo, che è una mia paura questa qua, perché io poi ci penso, perché poi prima dell'MD c'è fuori da me, no? C'è sta l'MD, lo sapete, e oramai perché vai ci dicendo voto, prima c'è una cosa che veniva all'acqua San Donato, si chiama. Poi ti ho detto su cose l'acqua, non sai che cazzo era petto, forse qualche altra cosa che non è durata tanto, e poi l'MD, che da lì poi sono passati 15 anni più o meno. E allora poi dico, cioè, sai, l'amore c'è sta paura, no? Ognuno tiene paura di qualcosa, tengo paura di spazio l'MD fuori a dormire, veramente sarebbe una cosa abbastanza tragica attualmente per me, quindi non mi fa pensare a sta cosa, andiamo all'argomento. Sabato cioè, andrei mai al teatro con Diego Laurenti, non so cosa ci nel senso che ci apriamo qualche commedia o la facciamo noi qualche commedia, ma come si dice, fammi meglio questa domanda. Se non ho messaggio WAC 3 CSGO, vabbè, ce l'hai progetti per il futuro o tieni sulla capa per sbattere ricchi? Bella questa domanda con risata finale. No, io sinceramente qualche progetto ce l'ho, non ne parlo perché sono un po' scaramantico, però qualche progetto tengo sempre, pur se ne stronzata, pur se ne video, pure se comunque ho sempre qualche cosina che poi piano piano faccio vedere, quindi però tengo pure la capa per sbattere orecchie nello stesso momento. Alle destini, mo ci manca che gli inglesi aggiungono nel loro vocabolario buon alba e buon tramonto, non esagero. Per noi ci sarà invece un nuovo termine da aggiungere al vocabolario, ovvero buon Carlino, che è bella, pure che sta qua, ciao veramente, poi si dice buongiorno all'improvviso, buon Carlino, grazie, buon Carlino anche a te, questo sarebbe molto bello come cosa, da inserire in qualche video. Vincenzo De Lucia fa prima nei 10 comandamenti delle case che mi credi, scusa se ti interrompo, ma
stavamo stilando insieme a Pietro Ferraro, che non so se stava in una live o se la vedrà, che infatti ci stavo pensando in questi giorni, Pietro, a Mafonni fa che la cosa dei 10 comandamenti delle case, che sono belle. Ma lo voglio, ci pezzo commento, come la confrego, quando hanno andato solo loro. Nei 10 comandamenti delle case cadute, diceva Vincenzo Lucia, c'è qualche divieto di acquisto dei CD falsi da Omar unito fuori all'OBS a Fuorigrutta, che tra l'altro sono stato poco tempo fa a Fuorigrutta, fuori all'OBS, sta chiuso unito che vende i CD. Non che me li volevo comprare io, perché non sono veramente, non sono uno che sa Favaz, ma nemmeno originale, scusate il rigurgito, ecco. Ma comunque no, un compagno lo mise pure da carta e non l'ha trovato, non là fuori, vabbè. Sta. Ok. Mento secco che siamo diventati 45. In caso Caruso usa un anno aiuto. Non lo so, usa un anno aiuto, ma quello è sempre così. Noi siamo sempre 50, più o meno 45. All'inizio magari siamo 60, 70, ma sono sempre quei curiosi. Secondo me così mi piace immaginare che sono quei curiosi, no? Che dicono, no, fammi la struzza, cazzo, l'hanno mai vista. Ma vero, poi sono un cazzo, lo dopo un po', che dice, ma che cazzo sta dicendo? Che effettivamente non è che si chissà quali siano. E qui se no avanza, che si fa sì, no? Giustamente di sentire sempre. E invece poi ci stanno sempre quei 45-50, stiamo là e quindi va bene così. Roberto D'Acunzo, ti piacciono i film? Voglio sono che 22:35 e dico che fra 5 minuti anima perché sennò non film più. Ti piace i film di De Crescenzo? La puttana vergine, a me i commenti che mi piacciono. Roberto D'Acunzo diceva, ti piace i film di Edoardo De Crescenzo con il professore Bellavista a 32, cioè, a me mi fanno morire risata, soprattutto il cavalluccio rosso, sì. Veramente non sto scherzando, sono due dei miei film preferiti che io, nonostante Magisti ci andavo quando fanno in televisione, mi becco sempre, perché così parlo bella vista, secondo me è proprio un film da, cioè, a fare scuola, veramente da mettere a scuola, perché nonostante sia stato fatto tipo nel 1983-84, non lo so, negli anni 80, è un film di quasi, cioè no qua, forse veramente attuale, perché parla di Napoli, parla dei modi di fare i nostri, vabbè ci sono un po' antiche come cose, però più o meno siamo là, molto anche attuale, che cazzo, bello bello, poi vabbè comico dico a fa. 32 dicembre, poi non dico proprio, c'è un episodio perché tutti ricorderai sicuramente, sempre un film di De Crescenzo, l'episodio delle botte, no? Dei fuochi d'artificio con Enzo Cannavale a Bonanno, perché è morto Enzo Cannavale, grande attore napoletano che penso che conosci, e questo episodio delle botte che è una cosa fenomenale, veramente, ma assurdo, certi film, questo è uno dei film veramente molto, molto belli. Allora, che youtuber dice, cioè, se qualcuno vorrebbe aprire un canale YouTube, che consiglio daresti? Ma io prima, allora, quando mi rifà questa domanda, no, io penso subito a una cosa, dico, vabbè, uno vuole aprire un canale perché i video, no? Io posso parlare solo della mia esperienza, perché non è che posso dare consiglio, chi cazzo si può dare consiglio, no? Però, tanto è traslato un attimo in elicottero, cioè, se si farfalla che si butano in due lampadari a suicidio proprio, no? Sotto, fanno uscire rumore, puoi fare. Che consiglio do? Io ti dico, quando ho cominciato non ho manco avuto, cioè, abbiamo aperto il canale, perché? Perché a un certo punto i video si potevano YouTube all'epoca quando abbiamo fatto la prima parodia, e quindi c'era Mara Piffozzo sul canale, quindi mi sono aperto il canale perché erano fatto un video. Allora io consiglio, tra virgolette, consiglio, no, da casi uno fa ora per qua ma da fare video che so togli cazzo ne pure fa no dico nel senso che uno ha un'idea no una cosa diciamo come fa sto tipo di video mi metto a fare questo video questi video ciò che arabo tu canale fa video no? Però che ci posso suggerire non so io cioè ti da essere veramente motivato per fare i video e ti diverti ovviamente magari da fare video non da fare video perché chissà che può fare chissà, cioè anche sì perché uno deve anche fare dei video perché dice io voglio fare pure voglio anche ci deve essere un'ambizione però già da sta solo l'ambizione questo voglio dire solo l'ambizione c'ha poi l'ambizione già da sta uno fa dice ma io voglio fare perché e mo faccio a breve io faccio no per tipo faccio vedere questo faccio questo propongo questo cioè, da molte motivazioni per fare un canale YouTube. Canale YouTube come parlo dei video, perché oggi poi un canale YouTube, anche la pagina Facebook sarebbe una cosa uguale, cioè, se non uguale poi al canale YouTube. Vabbè.
queste posso dicere. Ce lo conosci, vabbè, Giuseppe Esposito, ce lo conosci Tony Tammaro, qual è la tua canzone preferita? Vabbè, Tony Tammaro è un idolo, non è che lo conosco, cioè, nel senso, non lo conosco di persona, cioè, mi ha fatto una fotografia una volta con Tony Tammaro, ma non lo conosco di persona, però le canzoni le conosco tutte quante. E io mi ricordo ancora quel giorno, Camas, la prima volta una cassetta di Tony Tammaro, me la fece sentire il mio amico Paco, Coppa di ci potevo pensare, cioè rimasi folgorato da questa a sti canzoni, perché io tenevo tipo 14-13 anni, cioè io già le sentivo un po' di nominata, no? Perché ovviamente era famosissimo quando ero più piccini, si sentiva solista, no? Tony Tammaro, però io non avevo capito bene chi era, pensavo che guardando tipo neomelodico, ma non avevo capito un quazzo. E quindi poi quando lo senti bene, c'è ta faccio cazzo figli e bucchini fa canzone che dice cose che uno più o meno volesse ricci, no? Nel senso che uno dice cose a così come parliamo noi, no? Cioè, ma sentivo, cioè, chi sto, cioè, mi fa schiattire sadri, cioè, e quindi, perché poi io ero sempre venuto un pallino da piccolo e i cagni e canzoni, penso pure voi, perché è una cosa che secondo me capita a tutti, di tenere non so, c'è una cosa i cagni e canzoni, canta come cazzo volevi, no? I compagni miei, i cugini miei, cagnavamo G canzoni, cioè prendevamo una canzone e la facciamo, pigliavamo la musica e cagnavamo che parole che volevamo noi, cose che mo facciamo i video, ma prima quando ero piccino a 10 anni, 11 anni non esisteva proprio, cioè stiamo a livello che quali video, ma quando rimane in telecamera, chi teneva la telecamera era figlio a Dio, veramente era figlio a Carlino, perché le telecamere costavano tantissimo e nessuno ce le aveva. E quindi fare un video è una cosa lontanissima, ma noi comunque pigliamo i canzoni, cerchiamo il testo, quando c'era un cazzo, pigliamo il testo di canzoni, tipo che forse ce le sentivamo, e poi sì, ma ce le sentivamo sulle cassette in la voto, poi ci scrivere il testo, poi bloccavamo, mettiamo su, ci scrivevamo il testo e poi ci facevamo solo noi, ci scrivevamo parole che volevamo noi, e poi canzoni. E quindi facevamo queste cose, così mi ricordo. Poi ci pensi, però con l'andare del tempo, poco crescendo, ci siamo messi a fare i video addirittura, cioè una cosa assurda, che poi ci pensi, poi mi scordo pure questo fa, però è bello. Infatti, comunque, vabbè. Avanti, visto, Domenico Iade Rosa, pure il canzone di Luca fu un coppa a Telecapri, vabbè, sì, scusami, pure, come si chiama? Non me lo cafone, aspetta. Oscar Di Maio, ovviamente, pure me lo vedevo quando faceva all'epoca, quando ero Antonio Pellegrini, dicevo, fai avere un match, non ne ho vero, Antonio Pellegrino Casacaruto, dovevi troppo alterato, ma ti fossi bevuto vino LMD, no, ma ho bevuto il vino, me lo so bevuto, ma era un vino che tenga a casa a 100 anni, ma non era dell'MD, ma non era manco Rucona, è un vino paesano che non vendono nei supermercati. Vincenzo De Lucia, dovremo sottoporre alla mezz'ora 32 dicembre tutti quelli che vanno da Conad, ma serio, veramente sarebbe una cosa giusta. Cantami piezza a piacere, che ti posso cantare? Senza sapere quando a casa farò ritorno, tu cazzo di pullman te ne corn, o sto aspettando la mezzogiorno, volerei da te da Miano, spagnolo, ma sono sotto la fermata 3/4 d'ora, PNR 3, cioè ho cantato proprio a casa caruto quale sono, ma giusto perché me l'hai chiesto. Nunzio Gaia, cioè, hai provato i nuovi biscotti della Mulino Bianco i nascondini? Addirittura no, non l'ho già trovato. Ti potrei rispondere che non l'ho trovato, ma è una battuta ridicola perché io non riesco a trovare, come hai detto tu a me, da nessuna parte si saranno nascosti bene, ma veramente, cioè più casa è difficile dire. Sorsetto, dice Antonio Giaccardi. Io vi lascerei, perché proprio la verità, pure perché mi volessi a fare un grande caffè, nonostante io stasera devo dire, non so perché di solito quando faccio la live arrivato poi a un'ora e 10 tengo la voce, ma stasera tengo ancora la voce, non è un problema di voce, però mi è un grande caffè che non ho fatto in tempo a prendere e che stai, io vi ringrazio ovviamente per essere qui questa sera a Pessa Mega su una casa Caruto come tutti i lunedì, quest'oretta che passiamo insieme, ci aggiorniamo un po' a Facebook con le solite stronzatelle e cose va, poi c'è sta parodia che uscirà fra poco veramente,
vi invito a vedere cose varie e niente, io vi saluto, voglio bene, saluto veramente sempre, comunque tutti quelli che si vedono la live dopo, e secondo me penso sempre quando dico questa cosa, qualcuno che la ripete insieme a me, cioè, saluto tutti quelli che veramente oggi la sta ripetendo, però io penso questa cosa, mi immagino, e voglio bene perché siete sempre fedeli a questa live, va, a me fa piacere e niente, voglio bene, ma la fu caffè è stato buono e ci aggiorniamo un po' a Facebook, vabbè, un bacio, ciao.